tutta la materia, di tutte le stelle, le galassie, i mondi, tutto quello che volete, la materia oscura, l'energia che mette dentro, non copre il tappo di quella bottiglia. Il bosone di Higgs è una particella molto speciale, è una particella elementare che interagisce, cioè dialoga, si rapporta a tutte le altre particelle elementari, le invischia, le circonda con una specie di ragnatela che chiamiamo campo di Higgs, e questo meccanismo dà alle particelle elementari la massa e quindi permette la costituzione delle cose così come le conosciamo. Le cose sono tecnicamente complicate, ma nella sostanza le scoperte che facciamo e le cose che comprendiamo, l'origine dell'universo, questa è la domanda che ci poniamo, può essere raccontata con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Alla fine, dentro di noi, dentro ciascuno di noi c'è questa domanda: da dove viene tutto questo? Chiunque di noi si è posto questa domanda. La scienza dà una risposta, in generale la dà con un linguaggio che è quello degli specialisti, ma questo racconto può essere spiegato a tutti con un linguaggio comprensibile a tutti, dai ragazzini di 10 anni alle nonne che ne hanno 90. Il CERN di Ginevra è il nostro laboratorio, è un laboratorio europeo, non è un laboratorio straniero, è collocato fra la Francia e la Svizzera, ma è un laboratorio in cui lavorano centinaia, migliaia di italiani, come lavorano anche migliaia di tedeschi, francesi, svizzeri, eccetera. È un laboratorio in cui concentriamo tutte le nostre migliori energie per cercare di capire i misteri dell'universo. Per noi è normale lavorare al CERN, la cosa diciamo un po' particolare è che spesso nominano italiani in posizioni di responsabilità. Questo è il segno di una notevole efficienza della scuola italiana, dell'università italiana, del lavoro di ricerca italiano. È un pochino motivo di orgoglio, diciamo.